Signori, stamattina ho notato che voi state arrabbiato con me. Ma perché? Cosa ho fatto? Ho mancato forse a qualche dovere, nannè. Non lo so, se mi avete mancato. E allora? Chi sono segre? Voi parlate così mazzecata e a ragione potesse sapere. La ragione con questa sentite. Qual è? Rammentate ieri sera Torretta, quella sarta di bianco vestita che chiamaste col nome Concetta. Sì, sì. La chiamaste e facesti il sorriso. Mamma vi tirò lo scemisso. E tirando ne venne il contrasto. E perciò non toccammo sto tasto. Questo tasto bisogna toccare. Infelice, trattarmi così. Se sapeste che tengo a narrare, rimarreste di sasso voi qui. Già che noi ci troviamo, narrate. Vi dirò, l'altro giorno mamma Cosa fece la mamma? mi incacciò che voi stando affacciato Beh? parlavate a Rosella Lillà. E chi è Rosella? La cognata Cristina. E chi è Cristina? La sorella Carmela. E mamma dove stava? In cucina. Guardava e teneva la candela. Già, la tenne per forza maggiore. Signori, mo facito favore di a mamma che esse è proprio in un chiasto. E perciò non toccamo sto tasto. E v'avverto una cosa, sentite, nata vota dicita a mamma, che se essa s'affaccia o sapite, a potria veramente sciaccà. La fiacca. Sì. Ah, volete ragione. Sì signora, così voglio fa. Voglio stare affacciato al balcone e con Rosa ma voglia spassare. Divertirvi, assassino che siete. Lusingagne, perché domandino? Perché signori voi m'avete fatto proprio passare l'ugulia. Ve passate, lo dite ridendo. E sia così mo dicevo piangendo. E piangendo poi viene il contrasto. E perciò non toccamo sto tasto.